Alfonso Buscemi, segretario della CGIL. Una manovra finanziaria da qualche giorno portata avanti, redatta dal governo Meloni. La CGIL non è molto d'accordo, addirittura Landini ha spinto per una manifestazione, per uno sciopero generale prossimamente. Non siamo per niente d'accordo, perché nonostante da diversi mesi i lavoratori con grandi manifestazioni di piazza hanno rivendicato il diritto alla salute, questo governo non mette le risorse per salvare la sanità pubblica. Al contrario, li riduce in percentuale. Hai voglia delle bugie che dicono di mettere più risorse, 146 miliardi, e il costo complessivo loro lo abbassano. Così come, dopo tutta la propaganda per anni di abolire la legge Fornero, al contrario hanno abolito quelle norme che consentivano a determinati lavoratrici o lavoratori di non poter utilizzare, faccio l'esempio opzione donna, faccio l'esempio di tutti coloro che perdevano un posto di lavoro, quindi l'anticipo pensionistico sociale per i lavoratori più deboli e più esposti. Così come la riforma fiscale non porta nulla nelle tasche dei lavoratori, se non confermando quei spiccioli che il governo Draghi aveva detto. Ecco, in questo contesto si sono dimenticati che in Italia c'è 130 miliardi di evasione fiscale e quindi li fanno pagare ancora una volta a pensionati, a disoccupati e lavoratori dipendenti. Non ne hanno proposto nulla rispetto ai giovani. I giovani continuano a scappare dall'Italia, non più dal meridione. Ecco perché siamo d'accordo, la UIL già si è espressa per arrivare anche a uno sciopero generale, perché questo governo, al di là della propaganda che fa, deve comprendere che c'è malessere nella società italiana.